Le prossime elezioni amministrative si svolgeranno il 6 e 7 maggio. 148 i comuni siciliani impegnati alle urne, oltre a 16 circoscrizioni e 2 province regionali. L'eventuale turno di ballottaggio è fissato per il 20 e 21 maggio. Lo ha deciso, su proposta dell'assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica Caterina Chinnici, la giunta regionale riunita a Palazzo d'Orlean sotto la presidenza di Raffaele Lombardo. Unici capoluoghi coinvolti sono Palermo, Trapani ed Agrigento. Tra gli altri centri maggiori che andranno al voto, Marsala, Mister Bianco, Paternò, Alcamo, Sciacca, Barcellona Pozzo di Gotto, Caltagirone, Avola e Castelvetrano. Gallo d'Oro, in provincia di Messina, è invece il comune più piccolo, con 389 abitanti. Oltre che negli enti, il cui rinnovo era già fissato per scadenza naturale, si voterà anche a Campobello di Licata, Sciacca, Agicatena, Militello, Val di Catania, Palagonia, Tremestieri Etneo, Fiume d'Inisi, Altavilla Milicia, Scicli e Salemi, dove i sindaci si sono dimessi o sono stati sfiduciati. Interessati al voto sono un poco più di 2 milioni e mezzo di siciliani, compresi coloro che andranno alle urne per il solo rinnovo delle province regionali di Ragusa e Caltanissetta. Entrambe in attesa del completamento dell'iter legislativo del disegno di legge sui liberi consorzi, infatti, sono inserite nell'elenco. Andranno al voto anche tutti quei comuni nei quali gli organi amministrativi entro l'11 marzo prossimo dovranno cessare dalla carica anticipatamente.